Sono i futuri insegnanti di sostegno per gli studenti disabili, stanno facendo un percorso di specializzazione all'università, ma rischiano di rimanere a lungo precari. E così hanno deciso di scendere in piazza in tutta Italia con un flash mob, un raduno di protesta. A Padova l'hanno fatto al Parco Piacentino, all'Arcella, e tra le università che hanno aderito a nord-est ci sono quelle di Padova, appunto, e poi Trento, Verona e Udine. Non ci stanno dando la stessa possibilità che è stata data agli specializzati degli anni precedenti di essere inseriti in graduatoria prima fascia. E, cioè noi ci fanno inserire in graduatoria prima fascia, ma non ci danno la possibilità di venire subito assunti, ossia di fare l'anno di prova e poi passare di ruolo. In questo modo il diritto al sostegno per gli studenti disabili è a rischio, soprattutto la continuità didattica ed educativa, garantita solo da chi è specializzato, sostengono gli studenti. Insomma, la specializzazione e un anno di prova non bastano più per essere assunti come veniva gli anni scorsi. Gli studenti chiedono un confronto con il Ministero per studiare insieme la formula migliore per trovare il giusto equilibrio tra specializzati e cattedre da coprire. Non si sentono studenti di serie B, il percorso di studio è di alta qualità. Per entrare a fare il corso di specializzazione abbiamo superato 3 prove, abbiamo superato una prova preselettiva, abbiamo superato una prova scritta e una prova orale, a tutti gli effetti una prova concorsuale praticamente. E stiamo facendo un corso durissimo. Minimo 10 insegnamenti con esami, laboratori, tirocinio nelle scuole, 3 elaborati finali. Sono pronti a alzare la voce nell'interesse soprattutto degli studenti disabili.